canto numero 115. Cristo risusciti in tutti i cuori, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Cantate, o popoli del regno umano, Cristo sovrano, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, Cristo Signore, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Con questa Eucaristia iniziamo questa domenica che è la Pasqua della settimana, è il nostro incontro con il Signore risorto. Apriamo il nostro cuore per accogliere nella maggiore ampiezza possibile la sua grazia, il suo dono, il suo amore, il suo Santo Spirito. Gli affidiamo la nostra povertà, la nostra pochezza e con profonda umiltà diciamo: Signore, Figlio diletto del Padre, Kyrie eleison. Cristo, fratello e amico degli uomini, Christe eleison. Signore, via che conduce al cielo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E innalziamo con gioia l'inno pasquale della lode. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti lodiamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. Avvenne che mentre Pietro stava per entrare nella casa di Cornelio, questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò dicendo: «Alzati, anche io sono un uomo». Poi prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga». Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche i pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Dio all'acqua, questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo, e ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Parola di Dio. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato il suo insulto. Il suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. La vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore, tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Se uno mi ama osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi.
rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Miei amici, se fate ciò che vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Abbiamo quest'oggi 3 letture che sono particolarmente dense di significato, di contenuto e ruotano fondamentalmente intorno a un tema unico, che è l'amore. La salvezza che Dio dona all'uomo è frutto, espressione di amore. Nella prima lettura abbiamo sentito quella straordinaria esperienza che Pietro ha vissuto in casa di Cornelio. È il primo passaggio che diventa determinante poi nella comunità cristiana primitiva della fede. Da un annuncio di salvezza, da un evento di salvezza che era ritenuto esclusivo per Israele, il popolo eletto, lo Spirito Santo fa comprendere a Pietro e agli altri discepoli che erano con lui che la salvezza compiuta da Gesù non è riservata a Israele, ma è un dono che viene offerto a tutti. Ecco il centurione Cornelio, un pagano che è investito, lui e i suoi familiari, della potenza dello Spirito Santo. E abbiamo sentito gli eventi, i fatti come una nuova Pentecoste. E Pietro comprende il dono di Dio non è soltanto per Israele, ma è per tutti gli uomini, per tutti coloro che praticano la giustizia. Ecco l'interessante. Chi pratica la giustizia, cioè chi è retto nel cuore, chi cerca Dio nella autenticità del proprio essere, questi è gradito a Dio ed è avvolto dalla salvezza del Padre Celeste. La seconda lettura ci presenta anch'essa il tema dell'amore, un amore che diventa conoscenza che diventa comunicazione, legame profondo. Dio si rivela all'uomo, si comunica all'uomo, ma deve esserci anche da parte dell'uomo la disponibilità
ad accoglierlo. Ed ecco l'amore. L'amore è questa accoglienza di un dono. Forte l'espressione di San Giovanni. Dio ci ha amati per primi. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. E il segno concreto di questo amore ha mandato Dio come vittima di espiazione. L'amore è concreto. Il padre che prende l'iniziativa si rivela nel figlio e per mezzo del figlio. E il brano del Vangelo è la continuazione di quello che abbiamo sentito domenica scorsa, la vite e i tralci. Anche qui c'è una correlazione all'inizio. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. E poi rimanete nel mio amore. La fonte è il Padre, come il Padre ha amato me. Gesù fa comprendere che c'è una relazione privilegiata, esclusiva, tra Lui e il Padre. Ma questa relazione non è esclusiva di Gesù con il Padre, perché anche il discepolo, attraverso Gesù, entra in questa relazione vitale, in questa relazione di amore, di comunione con Lui e attraverso di Lui con il Padre. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. E poi il verbo rimanete nel mio amore. Questo verbo rimanere è il verbo fondamentale del capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni. Rimanere, cioè essere inseriti in una realtà. Nei versetti precedenti Gesù aveva detto il rimanere, il tralcio e la vite. Il tralcio rimane nella vite, se non è unito alla vite non porta frutto. Ora trasferisce questo nei discepoli. Il discepolo rimane in Gesù. Rimanete nel mio amore. Cioè lasciatevi avvolgere dal mio dono, dalla mia grazia. E questo crea una relazione privilegiata con Gesù. E il segno concreto di questa relazione vitale con il Maestro è l'accogliere la sua parola, lasciarsi illuminare, guidare dalla sua parola. L'amore non è sentimento, sarà l'innamorarsi il sentimento, ma come tale va e viene. L'amore è una scelta, l'amore è una decisione, l'amore è un impegno che coinvolge tutta la nostra vita. Da qui allora rimanete nel mio amore. Come per Gesù l'amore verso il Padre ha comportato la scelta, la decisione di incarnarsi, perché il Padre gli chiedeva di inserirsi nella nostra umanità, di farsi carico del nostro peccato e di liberarci da esso e conseguentemente dalla morte, ridonarci la vita. E Gesù ha accolto questo progetto del Padre e lo ha attuato, così anche per il discepolo. L'amore è questo riconoscere di essere amati dal Maestro, di accoglierlo
e di lasciarci rinnovare e camminare in questa nuova direzione. C'è un altro passaggio qua: rimanete nel mio amore. Questo rimanete, non è un verbo, il verbo indicativo, è all'imperativo, è un comando che Gesù dà. Rimanete. Come è un comando la conclusione: questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Ecco ciò che sta a cuore particolarmente a Gesù, questa relazione di amore, di comunione, un amore con Lui e attraverso di Lui con il Padre Celeste, la fonte di tutto, e l'amore verso di noi. Ma c'è un altro passaggio che diventa particolarmente prezioso, che mi permetto di focalizzare solo per accenni. Quando Gesù dice: non vi chiamo più servi, ma amici, perché vi ho comunicato tutto ciò che ho udito dal Padre mio. Ecco il passaggio qualitativo, da servi, discepoli, ad amici. Sarebbe interessante poter fare un raffronto qui in relazione al discepolato, tra quanto ci indicano Matteo, Marco e Luca, qui sinottici, e Giovanni. Per i sinottici, Matteo, Marco, Luca, essere discepoli significa porsi alla scuola del maestro, cioè ricalcare le orme che il maestro ha lasciato. Per Giovanni c'è un passaggio ulteriore. Non è semplicemente seguire il maestro, ricalcare le orme, ma è un entrare in una relazione nuova, privilegiata, unica ed esclusiva. Dove sta questa novità in assoluto? L'amico non è dato, l'amico è scelto. Il fratello mi è dato, me lo trovo e non posso far diversamente. L'amico no, l'amico lo scelgo. In base a che cosa ci scegli un'amicizia? In base ai valori, agli interessi, alla condivisione di un'esperienza. L'amicizia va coltivata giorno dopo giorno, allora diventa intensa, diventa comunicazione profonda, diventa condivisione di tutto. L'amico è scelto in base ai valori che guidano la nostra esistenza. Ecco qui, non vi chiamo più servi, ma amici. E Gesù dice anche il perché di questo passaggio qualitativo. Perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho rivelato a voi, l'ho comunicato a voi. Allora il discepolo ha la stessa sensibilità, gli stessi valori del maestro. E perciò Gesù può dire: qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome ve la darò. Il Padre ve la concede. Qualunque cosa. Noi intendiamo talvolta questo qualunque cosa in ordine alle nostre cose materiali, ai bisogni fisici, alle situazioni concrete della nostra vita. No, non è in questo il senso che Gesù dà a questo qualunque cosa.
perché è nel contesto dell'amicizia, è nel contesto dei valori che Gesù ha rivela, ha vissuto e ci offre. In questo contesto, ecco che qualunque cosa noi chiediamo al Padre, Egli ce la concede. Ecco la novità in assoluto, ecco la trasformazione profonda che attraverso Gesù, il dono del Padre, l'accoglienza di Gesù come il dono del Padre, si compie, si realizza anche noi. Non più servi passivi, ma amici. Cioè il vivere in prima persona un progetto che è lo stesso progetto del Maestro, far conoscere Dio. Con la professione di fede rinnoviamo la nostra gioiosa adesione al Signore. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, la redenzione di Cristo crocifisso e risorto è da Lui offerta a tutti. Supplichiamolo che ci aiuti a vincere le resistenze del nostro egoismo. Preghiamo insieme: Signore, insegnaci ad amare. Signore, insegnaci ad amare. Per la Chiesa possa annunciare a tutti il mistero di amore rivelato da Gesù Cristo, con l'audacia di una carità senza limiti. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Per le autorità civili, ispirate dall'insegnamento evangelico, attuino scelte e azioni rispettose di tutti per edificare una società più giusta, fraterna e accogliente. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Per i bambini e le persone deboli e vulnerabili, il Signore li custodisca e susciti nel cuore di tutti la diaconia per l'infanzia, affinché i piccoli, gli amati dal Signore, siano custoditi e protetti nella loro dignità. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Per tutti coloro che sono oppressi da una prova, dall'insuccesso, dalla solitudine, dalla malattia, l'amore di Dio si riveli loro attraverso il sorriso, la mano, il gesto di un amico. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Per noi qui riuniti, l'amore che attingiamo ogni domenica nell'ascolto della parola
e nell'Eucaristia si diffonda nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, nei nostri ambienti di lavoro. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Oggi poi per la nostra Chiesa di Udine è un giorno di particolare valore. C'è il nuovo vescovo Riccardo Lamba che inizia il suo ministero episcopale a servizio di questa nostra Chiesa. Vogliamo chiedere allo Spirito Santo di assisterlo, di sostenerlo e di guidarlo per una sempre più approfondita conoscenza del Vangelo. Per questo preghiamo, Signore, insegnaci ad amare. Signore, allarga il nostro cuore e dà al nostro amore la forza del tuo amore. Poni la tua dimora in noi affinché possiamo regnare con te presso il Padre, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo perché portando all'altare del Signore gli impegni di questa settimana divengano un'offerta gradita a Dio Padre Onnipotente. Salgano a te, Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene
veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi amici, discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Padre San Francesco, Sant'Antonio, Santa Chiara e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre
Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, con la fiducia di figli, diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore risorto sia con tutti voi. Come figli del Dio della pace, datevi un segno di comunione e di pace. Agnello di Dio, Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. il canto numero 39. Il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi. Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. Vivete insieme uniti, come il Padre unito a me. Avrete la mia vita, se l'amore sarà con voi. Avremo la sua vita, se
l'amore sarà con noi. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia. Sarete miei amici se l'amore sarà con voi. Saremo suoi amici se l'amore sarà con noi. Preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Come già accennato, quest'oggi pomeriggio alle ore 16 in cattedrale a Udine sarà la Santa Messa solenne di inizio di servizio pastorale del nuovo Arcivescovo Riccardo Lampa. Domani, lunedì, alle ore 20, in Duomo ci sarà la Santa Messa in suffragio delle vittime del terremoto del 1976. Seguirà poi la processione al cimitero e la recita del Santo Rosario. Sabato 11 maggio a Campolessi dalle ore 15 alle 17 presso la sala parrocchiale incontro informativo, la nuova evangelizzazione, incontro rivolto a tutti i volontari che operano nell'ambito della carità e delle missioni e a tutti coloro che sono interessati all'argomento. Interverrà frate Mario Favretto dei Francescani. E prossimamente, domenica 12 maggio, nella Santa Messa delle ore 18, si ricorderà padre Vitaliano Zilli. Penso che qualcuno di voi ancora se lo ricordi, io perlomeno lo ricordo molto bene, perché ho vissuto insieme, nativo qui di Gemona, missionario, morto in concetto di santità. Il Signore sia con voi e ci accompagni e sostenga con la sua benedizione Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita
Andiamo in pace. Regina Celi, letare, alleluia, quia meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno, domenica 5 maggio, Santa Tosca e Santino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi,